Attivo di Navarons presso Meduno, Antonio Andreuzzi fu un personaggio di grande spessore. Affiliato alla Giovine Italia, esponente della massoneria risorgimentale, era fraternamente vicino a eminenti patrioti dell'epoca, in primis Mazzini e Garibaldi. Degli altri protagonisti dei moti di Navarons nel 1864 ricordiamo per tutti Silvio Andreuzzi, figlio di Antonio, Tittacella, Marziano Ciotti, Lodovico Michelini e Francesco Tolazzi. Già attivo negli anni 20 e 30, Andreuzzi padre partecipò fra il 1848 e il 1866 alle tre guerre d'indipendenza. Al termine della seconda, segnata dal disinganno dell'armistizio di Villafranca, Mazzini e altri patrioti auspicavano una insurrezione in Trentino, Cadore e Friuli che era ancora sotto il dominio asburgico, nel cuore di un disegno di ampio e moderno respiro in vista di un'Europa unita, di una federazione democratica e repubblicana di popoli liberi nel nostro continente. Dopo lunghi preparativi, contatti con altri gruppi rivoluzionari, ordini e contrordini, il 16 ottobre 1864 ebbe inizio la sfortunata impresa, basata sulla organizzazione di bande armate dal Tirolo all'Isonzo per trascinare nel conflitto contro l'Austria i volontari garibaldini, il governo e l'esercito regio. Una serie di contrattempi fece procrastinare l'azione, però, finché, essendo la polizia austriaca sulle tracce dell'intera organizzazione, i friulani, dopo un'accesa discussione, ruppero gli indugi. Una banda di circa 50 elementi avrebbe dovuto attaccare simultaneamente con altre bande dell'arco alpino le guarnigioni austriache presenti in Friuli, ma gli insorti friulani si ritrovarono da soli ad affrontare le forze avverse sulle pendici del Monte Castello sopra Andreis. L'insurrezione friulana, di ispirazione mazziniana, rappresentò l'ultimo tentativo per giungere alla soluzione della cosiddetta questione veneta e al completamento dell'unità nazionale per quanto concerne i confini orientali almeno. Il fallimento dei moti di Navarons rappresentò un'ennesima sconfitta del Partito d'Azione e rafforzò l'ala moderata e filo-sabauda del patriottismo. Si è discusso a lungo se la complessa e a tratti rocambolesca avventura sia stata avventatezza o lucido eroismo. Comunque sia, benché non abbia ottenuto l'obiettivo primario, questa avventura, segnata peraltro da tratti quasi leggendari, non fu una semplice appendice del Risorgimento, e questo è stato d'altra parte chiarito anche da storici illustri. I moti friulani del 1864 sono un episodio del Risorgimento europeo. E non tutti sanno che la breve e drammatica epopea fu immortalata da Luigi Mercantini, autore di celebri componimenti quali l'Inno di Garibaldi e la Spigolatrice di Sapri. Fu immortalato in un suo poema. Il soffrire per la patria è dolce, specchiatevi in me. Viva l'Italia una indipendente! Scriveva così l'Andreuzzi alla famiglia mentre lottava per la patria, di certo ricordando il celebre verso di Orazio Dulce et decorum est. E aggiungeva: ringiovanito alla testa di una banda di giovanotti, valico monti, supero precipizi, dormo sui sassi bagnato come gli altri, soffro fame e sete e sto benissimo. Che miracolo è questo? Domandalo all'amor di patria, onnipossente affetto. Così proprio diceva, altri tempi. Tuttavia, dopo essersi speso per siffatti ideali, non desiderò onori e trascorse povero e dimenticato i suoi ultimi anni a San Daniele del Friuli, dove, nel 1854, aveva accettato la condotta medica, esercitata sempre con abnegazione e con generosità. Basti dire che fu definito il padre dei poveri. E lì a San Daniele promosse la Società Operaia di Mutuo Soccorso. E ancora a San Daniele morì il 20 maggio 1874. Nel 1950 il medico udinese Oscar Luzzatto, un personaggio un po' dimenticato ma che ha avuto grande importanza nella storia del Friuli, ravvivò il ricordo del collega Antonio Andreuzzi e lo fece in un suo saggio, il saggio di bibliografia medica friulana. E scrisse che Andreuzzi aveva una energia, un'azione fattiva che tutta assorbì la sua vita.
e disse ancora che aveva uno spirito di indomito assertore di verità. Era un uomo in cui permaneva, scrisse ancora, quella visione che gli fu costante compagna di vita, l'ideale, che per i grandi è il solo vero.